still go, 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 yo, go, go, go. Ciao raga, bentornati nel canale e benvenuti in questo che, salvo colpi di scena, sarà l'ultimo race vlog dell'anno. Spero scusiate il fatto che ogni tanto faccio una faccia strana, ma ci sono delle nuvole di moscerini che se ci passo in mezzo con la bocca aperta posso anche saltare il pranzo quando torno a casa, perché avrei fatto sicuramente l'apporto giornaliero di proteine. Ieri ho corso la mia ultima gara dell'anno a Legnago, è stata una gara veramente divertente, pazza, nervosissima, e gara che ormai è arrivata alla terza edizione, quindi ormai sono già 3 anni che viene fatta e a me piace molto. L'anno scorso, come vi avevo detto, avevo rotto il forcellino, piegato più che rotto, in prova percorso e non ero potuto partire e mi era rimasta qua, e quest'anno mi sono un po' riscattato, dai. Alla fine raga, i moscerini hanno avuto la meglio, non c'è stato niente da fare, quindi purtroppo mi trovo costretto a registrare in casa. Vabbè, nel frattempo mi sono scritto un paio di note così da non dire cose sbagliate, insomma, e riuscire a seguire un filone logico. Partiamo dal percorso. La gara si svolgeva tutta sugli argini di Legnago, insomma, dell'Adige ovviamente, e era di 8 km per circa 30 metri di dislivello a giro, quindi insomma un piattone veramente. Queste gare sono odiate da moltissimi, ma come dicevo io mi trovo bene, per cui si vede che di mio sono abbastanza passistone, ecco. Dunque, i primi 2,5 km / 3 del percorso, insomma, erano tutti di cemento, i primi 2 km, insomma. Dopo diventava terra battuta e si entrava in una specie di pineta, tra virgolette, con un single track velocissimo in terra battuta, che era preceduto da un sinistra e destra sempre veloce, giusto per non entrare in gruppo a 40 all'ora nel bosco, insomma. Dopo si girava a destra, c'era uno strappo sull'argine con relativa discesetta, quindi si scendeva dall'altra parte dell'argine, e dove si incontrava insomma un campo con fondo erboso dove la bici scorreva zero, e questo pezzo portava una sezione di tutti su e giù dall'argine, tutti terrazzamenti e su e giù e su e giù, insomma era il punto veramente più critico del percorso, dove chi aveva gamba si vedeva e gli altri, soprattutto me, agli ultimi giri cominciavamo un po' a remare, insomma. E questo pezzo portava un boschetto che era quasi nel finale, da lì mancavano più o meno 1,5 km mancava, e boschetto stretto, guidato, con certi pezzi di sabbia dove sicuramente stare in gruppo non era vantaggioso, anzi ogni giro si faceva una specie di volata per prenderlo davanti, perché già in terza posizione, in seconda ancora, ma terza, quarta posizione cominciavi già a avere l'effetto elastico, insomma, che quindi fuori dalle curve gli altri allungavano e tu ti trovavi a dover fare una volata appunto per riprenderli. Dopo si entrava in una ciclabile e si arrivava al traguardo, che era preceduto da un'area tecnica abbastanza breve, insomma, 2 strappetti, e il percorso in sintesi era concluso. La gara si è svolta praticamente come ogni gara in pianura. C'è stata una partenza unica con Open e Junior, che questo ha causato in realtà abbastanza problemi, devo dire, perché non si riusciva bene a capire quali fossero Junior e quali fossero Under o Elite, quindi c'era parecchio nervosismo in gruppo, scatti contro scatti per restare davanti. Gli Junior ovviamente sono una categoria a parte, ma si attaccavano dietro agli Elite per riuscire ad andare via, quindi sì, devo dire era un po' un casino. Siamo partiti e subito c'era questo tratto velocissimo in cemento che avete visto dalla prova percorso, dove si viaggiava a 40-41 all'ora anche, è veramente un'andatura folle. Io volevo stare davanti a tutti i costi per evitare nella, tra virgolette, chicane in fondo e alla prima curva di
di incappare insomma in qualche errore, di rimanere indietro. Quindi ho preso le prime due curve abbastanza davanti, seconda e terza posizione, e poi nel boschetto mi sono lasciato abbastanza spirare in modo tale da riuscire a sfruttare la scia. I primi due giri insomma abbiamo tenuto tutti più o meno. Il secondo giro, la pianura dopo il traguardo insomma l'abbiamo fatta veramente piano, cioè proprio i battiti sono scesi, mentre il primo giro è stata una copata, e quindi come dicevo i primi due giri siamo rimasti tutti lì. Certo cominciavano a esserci scatti da parte dei primi due che mettevano in crisi abbastanza. Alla fine del secondo giro Pallaoro e Zoccarato, che sono stati i primi due, sono partiti e sono andati via, ci hanno lasciato lì tutti, hanno fatto uno scatto nella parte dove c'era l'erba insomma, perché sapevano benissimo che lì la scia contava, ma relativamente c'era molto più attrito. Ci hanno lasciati lì, sono andati via loro due, e come sono andati via sono anche arrivati, hanno preso più o meno un minuto, anche un minuto e mezzo da noi, che dopo, quando abbiamo capito che loro non li avremmo più presi, li abbiamo lasciati andare, perché giustamente stare là a tirare a caso cercando di rientrare sapendo che non era possibile non aveva senso. Siamo rimasti in gruppo io, Mattia Donà, il mio amico, e altri due elite, che dopo in realtà un ragazzo ha tenuto mentre l'altro ha avuto dei problemi fisici, da quello che ho capito, e altri 2 o 3 junior. Adesso non mi ricordo molto bene, perché dal secondo giro non ho più visto niente. Al terzo giro io e Mattia ci siamo messi abbastanza d'accordo, ci davamo cambi regolari e gli altri stavano a ruota, cercavamo di prendere le parti tecniche davanti. Al quarto giro invece c'è stato caos e scatti contro scatti, gente che esplodeva per aria, è veramente stata da morire. Abbiamo sempre tenuto l'andatura alta, io e Mattia. All'ultimo giro lì, quando mancavano 2 chilometri, i due junior che erano con noi hanno cercato di allungare e hanno fatto un buco più o meno. L'altro elite che era con noi della Todesco è riuscito a infilarsi dietro, li ha saltati via, e praticamente c'era lui, i due junior, io e Mattia, che quindi rientrare era difficile perché era un pezzo guidato, quindi non si riusciva a superare. Lui davanti è andato via e io ero dietro agli junior, e alla fine ho dovuto lasciarlo andare, non avevo tanta gamba per stargli dietro, però quindi il risultato penso che non sarebbe cambiato. Mattia è arrivato una posizione dietro di me, ma secondo me è più saltato di testa che altro. Come risultato alla fine ho concluso quarto open, quindi come al solito, lo dico per chi non lo sa, under più elite, e primo under 23. Sì, ho vinto, in realtà eravamo veramente pochi, il livello non era altissimo. Tra gli elite già di più, Pallaoro e Zoccarato erano proprio di un altro pianeta e si vedeva, hanno preso quel gap che era inchiudibile. Dopo nel gruppo in cui ero io eravamo i soliti, insomma, il gruppetto della Veneto Cup, così più o meno, e quindi ci conoscevamo abbastanza, sapevamo un po' i punti di forza e i punti di debolezza, quindi con alcuni ci siamo aiutati, con altri abbiamo sfruttato un po' quelli che erano i punti deboli, insomma. E allora velocemente, quinto Mattia Donà, Team BSR, quarto Giacomo Campiello, Team Bike Castelgomberto, terza posizione per Elia Mazzurega del team tedesco, secondo Nicolò Zoccarato Omap Cycling and Race, e il vincitore Cristian Pallauro, Team Cingolani. Come integratori ho provato per la prima volta alcuni prodotti di Ethic Sport che non avevo mai usato, e ho iniziato con il Powerflux, che è una specie tra virgolette di biberon da prendere 10-20 minuti prima della gara, è molto concentrato e ha caffeina principalmente, quindi ti aiuta subito a dare il 100% e anche, avendo zuccheri, comunque a reintegrare tra virgolette quello che avete speso in riscaldamento. Durante la gara ho utilizzato 2 gel normali tra virgolette, che ho usato a un giro e mezzo dall'inizio e al terzo giro.
all'ultimo giro ho usato un boost di caffeina che appunto è un gel come quelli che ho usato i giri prima, però aveva differenza che ti dava quel picco in più che riusciva a farti tirare fuori le ultime riserve di energia, che secondo me è molto importante. Io prendo un gel alla caffeina di solito all'ultimo giro e una borraccia con una lattina di coca grande. Purtroppo, come ho detto all'inizio del video, questa è stata la mia ultima gara al 99%, forse faccio un duathlon a fine novembre, ma sarà più una cosa tra virgolette ignorante. Sapete, quelle gare del paese che in realtà non so se siano importanti o no, che però comunque non sono gare importantissime, ma sono più sentite di un campionato italiano. La gente della vallata si riunisce, fa casini e roba, quindi sarà comunque divertente se riesco a trovare un compagno. Ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto e interessato, e se è così iscrivetevi al canale, che è molto importante per me e per voi è gratis, quindi se avete voglia di darmi una mano vi ringrazio. Ringrazio anche le persone che erano con me lungo il percorso ieri, che mi hanno fatto il tifo, mi hanno passato le borracce, insomma mi hanno dato un servizio e fa sempre molto piacere. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Tu vuoi salutare? Saluta. Ciao! Didn't even get to cross.